Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Allo stadio Braglia di Modena scendono in campo Sassuolo e Reggina per la 41esima e penultima giornata in Serie B-Win. I calabresi nulla hanno ormai da chiedere alla classifica, mentre per i neroverdi di mister Fulvio Pea saranno 90 minuti fondamentali per rimanere attaccati a un sogno chiamato playoff, chiamato Serie A. Si osserva un minuto di silenzio in onore di Melissa Bassi, morta nell'attentato di ieri mattina a Brindisi, e delle altre ragazze rimaste ferite. A Modena poi, più che in altri luoghi, il pensiero va anche alle vittime del terremoto che ha colpito questa notte l'Emilia Romagna. Dopo 5 minuti c'è questo colpo di testa di Missiroli, il miracolo di Velardi, che dice di no all'ex giocatore della Reggina. Sassuolo immediatamente vicino al vantaggio. Al 13esimo Nicolas Viola colpisce la traversa su punizione, poi si scatena una grande mischia. Melara va al tiro, Pomini risponde ma il gioco è fermo per un tocco con il braccio di Ragusa sanzionato dall'arbitro Baratta di Salerno. Al 17esimo c'è un'altra scossa di terremoto che spaventa qualcuno che lascia le tribune del Braglia. 18esimo colpo di testa di Bruno. Su questo pallone si avventano Sansone, Emerson e Belardi. Alla peggio il portiere della Reggina, che rimane dolorante alla schiena, non ce la fa a restare in campo. Dentro al suo posto il giovane Zandrini. 28esimo palla per Missiroli che va a segnare, ma Baratta ferma il gioco e va ad espellere Adejo, quindi Reggina in 10. Adejo reo di un fallo di mano al limite dell'area, un'azione su una chiara occasione da gol. Non viene concesso il vantaggio al Sassuolo. Siamo al 38esimo, il Sassuolo va in vantaggio con il colpo di testa vincente di Salvatore Bruno, al secondo gol in questa Serie B-Win, alla sua 11esima presenza. Una stagione martoriata da troppi infortuni. Qui però c'è una grande soddisfazione, un gol molto importante, lo schema sull'angolo da Sansone a Magnanelli e lo stacco vincente di Sasà Bruno. 40esimo ci riprova Nicolas Viola su punizione da distanza siderale. Questa volta la soluzione è ottima, il pareggio della Reggina con il sesto centro in questa Serie B-Win del centrocampista che l'anno prossimo andrà a giocare nel Palermo. Rivediamo ancora il sinistro perfetto, nulla da fare per Pomini. Comincia la ripresa sulla situazione di 1-1, ma la Reggina, lo ricordiamo, ha un uomo in meno. Subito carico Pea, il suo Sassuolo deve vincere. 50esimo da Magnanelli, all'indietro per Isaac. Kofi che di sinistro piazza la palla alle spalle di Zandrini. Sassuolo 2, Reggina 1, torna in vantaggio la squadra neroverde. È il primo gol stagionale per il centrocampista ghanese di Scuola Genoa, il suo secondo in carriera in Serie B-Win. Ci prova la Reggina a reagire, la parata di Pomini su Melara, poi Rizzo, la palla a carambola ancora su Melara che è in fuorigioco, non vuole arrendersi la squadra di Breda. Entrano Armellino da una parte, Boaci dall'altra, esce Bruno, il cross di Troianiello, attenzione il colpo di testa di Boaci, il miracolo di Zandrini, è lo stesso Richmond Boaci, manda a bersaglio la rete del 3-1, è il minuto 77, il cross di Troianiello è entrato a inizio ripresa, colpo di testa di Boaci, ci arriva Zandrini ma non può nulla sul tap-in del giocatore ghanese, anch'egli come Kofi cresciuto nel Genoa. Per Boaci è il nono gol in questa Serie B-Win, ma non finisce qui. 81esimo, punizione di Sansone, c'è una deviazione che spiazza nettamente Zandrini. Sassuolo 4, Reggina 1, dilaga la squadra di casa con un po' di fortuna. C'è il 20esimo centro in questa Serie B-Win per Gianluca Sansone che rafforza la sua posizione tra i primi della classifica cannonieri. Finisce qui al Braglia, Sassuolo batte Reggina 4-1.